Ta-da-da-da. Siamo ritornati nel momento più trash della settimana nel canale di Matto Scacco Bagliò. Andiamo a divertirci con un po' di bullet a un minuto con la mitica e ineguagliabile difesa 300, ma questa volta, ragazzi, è ancora più modificata, perché voi ogni volta che io gioco con la difesa 300 si modifica, è un po', siamo in simbiosi col mio carattere, lei capisce meglio, capisco, è sempre più forte, sempre più forte. Andiamo a giocare. Bam, 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 bam. Sempre più forte la difesa 300. Sempre più forte, sempre più forte. Non ci sono cavoli per nessuno. Non ci sono cavoli, non ce ne sono. Non ci sono cavoli. Sempre più forte, sempre più intransigente contro i fannulloni, sempre più potente, sempre più forte, sempre più forte. Mamma mia, che difesa! Ho creato un mostro. Ho creato un mostro. Mamma mia, quanta cattiveria in una sol difesa! Mamma mia, che cosa sono stato in grado di creare. Guarda, guarda come prende tutto lo spazio. Guarda come si prende anche l'alfiere. Che bella questa cattura d'alfiere, proprio. Sento già. Fammi assaporare questo alfiere, fammelo assaporare. Che bello. Che buono. Oh, mi hai fregato. C'è qualcosa che non va? Az. Az. Az, hai capito l'amico Fritz? You have capito the amic Fritz? Questa. Questa è la mossa che tutti noi stavamo cercando. Eccola qui, l'abbiamo trovata. L'abbiamo trovata. Mamma mia se l'ho trovata. Mamma mia se l'ho trovata. L'ho trovata. L'ho trovata. Mamma mia che mossa. Mamma mia. Mamma mia. Il genio della 300. Lo chiamavano il genio della 300. Il genio della 300. Il genio della 300. Oh, è scacco. Non fammi perdere per il tempo. Farabutto. 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 Wow, wow, wow. Difesa 300, difesa 300. E andiamo a cercarci un'altra partita. Sempre, ragazzi, sempre più forte. Questa difesa, più si gioca e più è forte. È una roba strana. Lo so che sembra una roba inconcepibile, ma è così. È così. Più la si gioca, più si diventa forti con questa difesa. Per esempio, ora questo vuole fare il figo con queste mossettine che in realtà non servono veramente a nulla. A nulla, ragazzi. Sono mosse pseudoscientifiche per fare il figo. Dico pseudo perché non servono veramente a un Kaiser. Forza, su! Forza! Forza! Dai, arrocco lungo. Ah. Ti farei mica intimidire da una mossa così? Gioco questa. Così apro la colonna C. Te la apro. Te la apro. Detta così suona male. Suona molto male. Ma è la verità. La verità. Quando si apre. Guardate il mio re quanto è più difeso rispetto al suo. Cioè, lui pensa di essere al sicuro, no? Lui pensa di aver superato tutte le cose brutte della sua vita. Il problema è quando si pensa, ragazzi. Il problema è quando si pensa. Guarda quel cavallo quanto è forte lì! Quanto è forte quel cavallo! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, devastante, devastante. Tutto ciò che sta capitando a dell'incredibile. Regaliamogli il controllo sulla colonna. Regaliamoglielo. Regala. Che cosa c'era? Che cosa c'era? Che cosa c'era? Mamma mia. Mamma mia, questa difesa 300 è veramente incredibile. Cioè, non ho mai visto nulla, nulla di, di simile. Non ho mai visto nulla di simile. Mai, mai, mai. Fin quando un bel giorno non mi comparve la difesa 300.
Mamma mia, questa canto è bella! Sì, bravo! Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia! Vuoi la rivincita? Vai di rivincita! Difesa 300 che non perdona, sempre più forte questa difesa 300, sempre più devastante, sempre più incredibile. Sempre di più, sempre di più, sempre di più, ragazzi, sempre di più. Incredibile. Incredibile quanto è forte, mamma mia. Spingi, spingi, spingi che creiamo il buco. Mamma mia, quanto è forte. Non ho mai visto nulla di simile, cioè non è che lo dico così per fare il figo, proprio non ho mai visto nulla di simile. Oh, no, brutta, brutta questa. Quanto sarà brutta questa. Ah, signori, signori, bisogna saper usare le difese 300. Bisogna... ora che hai chiuso tutto, mi diverto io, se permetti. Se permetti, ora che hai chiuso tutto, mi diverto io, se me lo consenti. Che cacchio di mossa è, Christian? Ma che schifo. Se me lo consenti, se me lo consentono, ora mi diverto io. Devo solamente riuscire... brutta. Qui si apre la colonna, qui c'è stata una rottura, una vera e propria rottura di balls. Donna torna al... che cosa mi sta combinando? Che cosa mi vuole combinare? Me la sta combinando, scacco di scoperta, cavallo, sì, oddio, non è che è tanto cattivo sto cavallo. Va bene così, intanto va bene così. Intanto va bene così, c'è la torre sotto, va che non l'ha vista, bam, non l'ha vista, non l'ha vista, non l'ha vista, e il cielo è azzurro, sì, se, se, orco cazzarola, e questa, e questa, e questa, porco Giuda, e questa, 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 e questa. Wow! 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 Sì! Va bene, adesso ragazzi il trucco è che a un certo punto poi non dovete più giocare alla difesa 300 perché dopo 2, 3 volte che giocate con lo stesso lui capisce... cos'è? Abbandonato? Hai eliminato la partita? Bene, 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 bene. Wow! Ragazzi, attimi di panico. Questa è la nuova struttura della difesa 300. Amico? Sì? Ma perché annullate tutti la partita? Perché fate così? Lo so, leggete difesa 300 e voi vi spaventate. Vabbè. E lei, e lei, e lei. Chi? La difesa 300? Ovviamente. Guarda come controlla il centro. Bam! Che controllo sul centro. Che controllo sul centro. Mamma mia. Mamma mia. E mo? E mo che cosa fai? Che cosa fai? Fammi sentire che cosa fai. Perdi il cavallo. Bam! Proprio così, proprio così. Re al centro e mo ti frego. E mo ti frego, non mi interessa, non mi interessa. Puoi essere anche una brava persona, ma con re al centro io ti frego. Non è che il mio re sia troppo al sicuro. Ma questa mi fai? Ma perché mi fai questa? Perché sei un buon samaritano? Sei un buon samaritano per caso? Fai le opere di bene? Ma perché mi fai queste... Ok, ok, ok. Ma perché non ragioni prima di muovere? Mio Dio! Bisogna ragionare, ragazzi. Non è che uno può sempre giocare... Attenzione, attenzione. Problemi di tempo. Problemissimi di tempo. Problemoni di tempo. Problemoni di tempo. Problemoni di tempo. E adesso i veri problemi ce li avrai tu. Inetto.
Yeah, pedone passato. Pedone passato. Passed pawn. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Perso il pedone. Perso, l'ho perso. Lo sto perdendo. Ho perso la torre. Ho perso tutto. Ho perso questo. Ho perso quest'altro. Ho perso questo. Ho giocato qui qua. Sto andando di qua. Figaro qui. Figaro là. Figaro qui. Figaro qui. Figaro là. Figaro qui. Figaro là. Figaro qui. Figaro là. Mamma mia, vince! E la vince anche questa. Ragazzi, trecentisti. Wow, 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 wow. Ultima per oggi, ultima. Mi sento ancora carico, perciò nuova struttura della difesa 300. Quanta cattiveria in una sola difesa. Non si è mai vista, ve lo giuro, non si è mai vista, non si è mai vista. Mai, ma neanche a scherzare, mai vista. Questa è fastidiosa, questa me la devo ricordare. Che questa è fastidiosa. Me la devo proprio ricordare. Che è fastidiosa. Qua tanto quanto questa mossa che ti ho appena giocato. Vero, amico Fritz? Vero? Vero, amico Fritz? Caro piccolo amico Fritz. Caro e piccolo amico Fritz, che ti credi tanto intelligente, in realtà non sai che stai firmando la tua condanna a morte. Attenzione, attenzione, potrebbero succedere casini, potrebbero succedere. Blocchiamo il pedone, regola number one, lo riblocchiamo, qualsiasi cosa accada, lo riblocchiamo, ok, ragazzi, teniamo la posizione, teniamo che questa la vinciamo, non sbrocchiamo, la teniamo, non sbrocchiamo, sposta una torre da lì, spostala, bravo, ottimo, mi sembra giusto, mi sembra corretto, devo dire che è tutto corretto. Mamma mia, vince contro 1950. Oh yeah, troppo forte ragazzi, basta. Dopo aver vinto con la difesa 300, con 11 secondi di vantaggio sull'orologio, con posizione, devo dire, assolutamente vincente. Bene, ragazzi, dopo avervi dato l'ennesima dimostrazione della forza di questa difesa, io vi saluto e vado a pranzo. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!